Camminando lungo gli argini tra il Po della Pila ed il Po di Levante giungiamo al porto peschereccio di Pila. Vista la conformazione delle aree litorali e del suo tessuto sociale, anche la flotta marittima e lagunare del Polesine si è adeguata e specializzata a tale contesto. A Pila prevalgono i pescherecci chiamati levolanti, che catturano comunemente il piccolo pesce azzurro pelagico, le sardine. Terzo in Veneto per fatturato e secondo per i quantitativi smerciati, il mercato ittico di Pila è gestito da anni dalla Cooperativa Pescatori di Pila, presieduta da Giuliano Mazzucco. Il prodotto ittico, quotidianamente conferito in mercato, è costituito per l'85% da pescato marino e il restante è derivato da maricoltura e laguna. Buongiorno Massimiliano GB, Cooperativa Catiepolo. Allora, qui la sveglia sul Delta del Po suona sempre presto, anche per me oggi, come tutti i giorni, e quindi qual è il programma, Massimiliano? Ciao Andrea, ci troviamo nelle lagune del Canarin. Questa mattina, come ben detto, ci alziamo presto tutte le mattine consueti per andare a raccogliere le vongole per il consorzio degli Scardovari. Allora, tu sei il presidente di una cooperativa, quanti soci siete, Massimiliano? Io faccio parte di una delle 14 cooperative del consorzio Scardovari, cooperativa Catiepolo, siamo in 35 soci e questa mattina andiamo a fare la raccolta delle vongole, come ho detto, raccolta che viene fatta giornalmente e non sempre con tutte le cooperative. Quindi 14 cooperative vengono smistate giornalmente per la raccolta. Il fatto che ci sia questa rotazione è anche una garanzia di sostenibilità per l'ambiente. Certo, noi andiamo a pescare sia per la sostenibilità dell'ambiente e anche in base al mercato, alla richiesta del mercato. Allora noi per un attimo abbandoniamo il nostro cammino sulla terraferma e ci imbarchiamo con Massimiliano. Da sempre il Delta del Po è un luogo speciale, ricco di vita. È una zona umida di importanza internazionale per l'abbondante ricchezza di biodiversità che ospita. Dove l'acqua dolce incontra il mare, il fiume ha formato e lasciato dietro di sé delle placide lagune poco profonde, che sono luogo ospitale d'eccellenza per la coltivazione dei molluschi bivalvi, quali le vongole veraci ed i mitili. Il Consorzio Scardovari rappresenta oggi la prima realtà in Italia nel settore della molluschicoltura ed è la prima azienda della provincia di Rovigo per numero di occupati, con una importante prerogativa. Attualmente le donne occupate nell'allevamento dei molluschi nelle lagune del Delta rappresentano quasi la metà della forza lavoro.
prodotto quando arriva qua da noi, principalmente le vongole vengono messe a depurare in sorta di bins, noi li chiamiamo, sono dei bidoni che contengono circa sui 2 quintali, vengono depurate, dopodiché vengono messe in produzione, viene fatta una cernita sul nastro che poi vedremo e viene una parte confezionata nelle retine con retina, etichetta, qualsiasi cosa biodegradabile che quindi non inquina, non si consuma subito. Una parte viene messa per fare sottovuoto. La confezione per il sottovuoto, anche quella è sostenibile ed è esatto, riciclabile. È un materiale compostabile, non è plastica e quindi è sempre una cosa fatta per il riciclo. Nel nostro cammino qui sul Delta del Po siamo arrivati a Pila. Pila è uno dei porti più importanti dell'Adriatico. I pescherecci hanno già sbarcato tutto il pescato e adesso vi portiamo a scoprire l'asta. Quando un compratore ritiene che la lancetta sia scesa indicando un prezzo per lui conveniente, premendo il pulsante ferma l'asta e la partita gli viene aggiudicata. Al porto di Pila ci imbarchiamo con Emanuele Finotti, destinazione la laguna di Baramarco.
avanti dal porto di Pila nel nostro percorso qui sul Delta ed incontriamo Emanuele Finotti, presidente della cooperativa Pescatori Maistra. Allora, ben trovato Emanuele. Emanuele è al lavoro, lo vediamo. E che tipo di pesca state facendo? Per cominciare possiamo dire che qua siamo nella laguna del Baramarcu. La pesca che adesso vi facciamo vedere è la raccolta delle vongole veraci nelle nostre lagune. Allora, come avviene la pesca? Intanto a monte c'è la semina. A monte sì, a monte c'è la semina in cui noi la andiamo a prelevare di una misura che non può essere predata dai predatori, vedi granchi o orate, all'incirca quando fanno i 500-600 pezzi chilo. Una volta che l'abbiamo pescata nella zona nursery che noi abbiamo nelle nostre lagune, perché non c'è solo questa laguna, abbiamo altre due lagune, quella dei Canarini e quella della Sacca, quando l'abbiamo pescata la mettiamo a dimora nei nostri vivai e la mettiamo all'ingrasso. Ecco, noi per vivaio generalmente siamo portati a pensare che siano delle serre, ma il vivaio che intende Emanuele è proprio la laguna, sì, è qui l'acqua. È la zona in cui noi la delimitiamo con dei pali dove questa semina viene messa ad ingrassare. Allora, stiamo vedendo in questo momento gli aiutanti, i colleghi di Emanuele che stanno eseguendo la pesca. È una specie di rastrello particolare e come funziona? Allora adesso il rastrello che noi adoperiamo è un rastrello che si adopera con la pompa e si va a scavare il fondale con la pressione dell'acqua. Okay? Qua davanti a noi abbiamo i due pescatori che fra un po' ci illustreranno come si fa a raccogliere le vongole. Ecco, tra le altre cose poi voi raccogliete una certa pezzatura, perché cosa avviene con quelle che non sono conformi o sono più piccole? Noi raccogliamo una pezzatura che deve essere superiore al 1,6 mm. Quelli sotto taglia poi vengono rimesse nell'acqua e pescate poi. Quindi c'è un circolo sostenibile e virtuoso. Sì, c'è un circolo che, sì, come hai detto te, virtuoso, in cui noi in questo sistema riusciamo a importare il nostro prodotto tutto l'anno. Emanuele, i nostri amici da casa sono sempre curiosi di sapere poi dove possono trovare, come possono riconoscere il prodotto pescato ed allevato qui nel Delta. Il prodotto pescato e allevato qua nel Delta lo possono trovare in tutti i supermercati e in tutte le pescherie di tutta Italia, perché noi il nostro prodotto lo esportiamo principalmente in Italia, in tutti i mercati più importanti, vedi Milano, Genova, Roma, Napoli, Sicilia. Poi dopo abbiamo anche un vasto mercato in Francia e in Spagna. E adesso col discorso che facciamo anche sottovuoto tentiamo di arrivare in mercati molto più lontani. Allora, abbiamo visto poi un'altra caratteristica, anche se in questo momento ci sono due colleghi maschi, che ci sono anche tante donne che lavorano, le abbiamo viste stamattina. Quindi voglio dire, altro che sesso debole. No, nessuno qua non c'è nessuno sesso debole. Siamo all'incirca 1470 e la metà degli operatori sono donne. Tra l'altro mi hanno detto che poi quando c'è l'aspetto del confezionamento e quando sono in linea, quelle che fanno il controllo della qualità, le più in gamba sono proprio le donne. Dobbiamo dirlo. Sì, Emanuele, perché sono molto più meticolose confronto agli uomini. Allora, Emanuele, che dire, grazie. Nel frattempo stiamo vedendo i tuoi colleghi che stanno completando la pesca. Buon lavoro e noi proseguiamo con il nostro viaggio nel Delta.